La Bartoccini forti infissi Perugia si dà da fare, ma poi cede dopo il terzo set, chiave della partita, per 1-3 alla Savino del Bene Scandicci. L'inizio è equilibrato, le due squadre che rispondono colpo su colpo a tentativi di allungo delle avversarie. Il primo tentativo di fuga è di Scandicci che si porta sul 4-7 grazie a due falli di Perugia e al muro che ferma Montibeller. L'altra brasiliana Bidias prova ad accorciare, ma le ospiti scappano sul 5-11, costringendo Bovary a rifugiarsi nel time-out. In uscita dal minuto di sospensione, Montibeller ridà la battuta alla Bartoccini, ma Scandicci non si scompone e mantiene il vantaggio fino al 14-25 sancito dal muro di Stisiak su Montibeller. Grandissimo secondo set di Perugia, che pareggia i conti e si riscatta dopo le incertezze del primo. Le ragazze di casa si portano sul 6-4, ma la Savino del Bene resta in scia e nel secondo parziale sembra non avere padroni. Il coach ospite chiede il time out sulla schiacciata del 13-12 di Rosa Maria Montibeller. L'interruzione però porta dei benefici alla Bartoccini Fontinfissi che vola sul 21-16 con le due brasiliane. Scandicci rosicchia 2 punti e questa volta è Bovary a fermare il gioco. La scelta si rivela azzeccata, un errore delle toscane e Casillo danno il 23-18 a Perugia, che poi chiude 25-20 grazie all'infrazione a rete di Lubian. Il terzo parziale sembra la fotocopia del secondo. Con le due squadre che non riescono a prendere il largo, Scandicci prova un timido allungo. Le ragazze di casa ricuciono lo strappo e mettono la testa avanti sul 15-14, capitalizzando il turno in battuta di Lazic. Poi 2 punti consecutivi di Bidias siglano il 17-15. Il set scivola via in equilibrio, Bovary ferma il gioco sul 20-19, ma la svolta non arriva e sul 23-22 chiede il timeout Mencarelli. Un fallo in palleggio e un'invasione delle ragazze di casa spianano la strada a Scandicci che chiude 25-27 con un muro di Stevanovic su Bidias. Nel quarto set la Bartoccini forti infissi accusa fatica, aumentano gli errori e le ospiti scappano sul 6-11. Bovary ci vuole parlare su, ma in uscita dal timeout Scandicci segna altri 2 punti obbligando coach Bovary a fermare ancora una volta il gioco. Le ragazze di casa non riescono a rientrare in partita e la Savino del Bene prende il largo sul 9-18. Il muro di Stisiak su Bidias consegna alle toscane il set 13-25 e la partita sul 3-1.